devo ringraziare i musei civici veneziani per la collaborazione e la possibilità di mettere in mostra delle opere che altrimenti sarebbero magari in qualche scantinato vista l'abbondanza che abbiamo a Venezia. E poi esaltare anche, diciamo, l'opera di un nostro uno dei più grandi scultori italiani che è veneto, che è Antonio Canova, proprio qui nella sede istituzionale, sicché è una doppia finalità. Terzo ancora, valorizziamo ulteriormente con questo nostro palazzo che vogliamo aprire sempre più ai cittadini perché sia visitato, che non è solo la sede politica e istituzionale ma diventa anche sede artistica e culturale. Noi ospitiamo tantissimi studenti, tantissime scuole, ogni inizio di anno scolastico mandiamo un invito a tutti i plessi scolastici perché vengano a visitare Ferrofini per una questione di cultura civica, ma in questo caso possiamo anche così mostrare e mettere in mostra quelle che sono le bellezze artistiche dei nostri importanti artisti, in questo caso del Canova.